Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Stella Azzurra. Si chiude oggi la regular season per il Checco dello Scapicollo, il Football 8 Roma Nord, a caccia di punti fondamentali per andare a giocare i play-out. Ah, c'è lo stoppi, ma sta in pausa. No, però poi faccio gli highlights e metto solo le azioni italiane. Ah, ok. Però tu fai tutta Trentesima giornata di Serie A che inizia in questo momento con il Checco dello Scapicollo che attacca da destra verso sinistra in completo bianco, numeri arancioni, mentre da sinistra verso destra la formazione di Bonfiglio in maglia rossa e pantaloncini neri attacca da sinistra verso destra e deve assolutamente ottenere punti utili per andarsi a giocare i play-out. Football 8 Roma Nord che si trova in 12ª posizione con 26 punti e deve sperare nello stop della NES Calcio 8 e degli Hammers che giocano rispettivamente domani al Circolo Sport City e dopodomani l'Hammers al Circolo Ciriaci contro la Pisana, la formazione di Pasquale. Eusepi sul pallone, scarica all'indietro per il compagno con la maglia numero 2 che rinizia il giro palla da dietro, centralmente. Non passa la sfera toccata, si rimane sempre con la formazione di casa in possesso del pallone. Viene incontro Eusepi, uno dei migliori giocatori per tecnica e qualità della formazione del Football 8 Roma Nord. Formazione del Football 8 che la settimana scorsa ha trovato la vittoria al campo dello Zio Mauro Maccarese e anche questa sera si replica la stessa formazione con Moretti prima punta, pallone che però sfila tra i piedi di Simonetta che controlla il pallone. Lancio lungo, sempre in direzione Moretti, capisce tutto ancora la retroguardia del Checco dello Scapicollo, quarta in classifica e matematicamente quarta, visto la netta vittoria per 6-1 del CJ nello scontro precedente. Adesso un sbagliato disimpegno, può ripartire il Checco dello Scapicollo, conclusione provata, pronta risposta dell'estremo difensore. Moretti. Serve sulla corsa il compagno che non riesce con il sinistro a agganciare la sfera, poi forse troppa fretta del Checco dello Scapicollo, restituisce il pallone agli avversari. Primo intervento da parte del numero 11, Gennaro D'Angelo, portiere del Football 8 Roma Nord, ancora D'Angelo, vola e fa sua la sfera. Eusepi.
sempre in cabina di regia, allarga sulla corsia di sinistra. Football 8 Roma Nord che prova in questi primi 6 minuti di gara a fare la partita. Attacca bene sulla corsia di sinistra, pallone che filtra, messo in mezzo. Colpito il portiere Clementi, sarà calcio d'angolo. Il primo dell'incontro per la formazione di Bonfiglio. Calcio d'angolo battuto dalla bandierina di destra. Andrà con il sinistro a rientrare che finisce sul primo palo, poi arriva da dietro con la maglia numero 6 a provare la conclusione direttamente in porta. Albanesi non trova lo specchio. L'andata vinse il Checco dello Scapicolo per 5-0, motivazioni diverse. Momento della stagione diverso, questa sera il Checco dello Scapicollo con una panchina molto corta, 9 giocatori, sicuramente non si sta giocando nulla, ma come ribattuto dal proprio presidente onoreranno fino in fondo questa Lega Calcio 8. Valentini, ancora il numero 8 con il pallone scarico dietro. Valentini che gioca in mezzo al campo questa sera, pallone ancora incollato tra i piedi del numero 5 Cortese. Ecco dello Scapicollo che possiede il miglior attacco in questa Serie A. Lega Calciotto con 104 reti segnate. Cortese. Di Palma. A largo sulla sinistra riceve il pallone Valentini. Centrale ancora il numero 10 D'Ambrosio, prova a far sfilare la sfera, capisce tutto D'Angelo in presa sicura, fa ripartire ancora Lorenzo Albanesi. Moretti, ancora Albanesi, cambio gioco effettuato alla perfezione da Albanesi, può mettere giù la sfera sulla corsia di destra il compagno Forconi che si accontenta della rimessa laterale, poi Eusepi con il sinistro a cercare il taglio di Moretti, chiuso da Cortese, può ripartire in contropiede il Checco dello Scapicollo con Valentini sulla corsia di sinistra, ancora Valentini va con il sinistro in mezzo, si distende D'Angelo. Eusepi si va a sinistra, cross in mezzo per Moretti che prova con il destro a infilare il pallone in rete, non riesce il numero 9 a trovare lo specchio della porta. Poi Albanesi va con il sinistro, conclusione deviata, calcio d'angolo, spinge la formazione con la maglia rossa, il Football 8 Roma Nord, terzo calcio d'angolo per la squadra di Bonfiglio, battuto ancora verso la testa di Moretti che non riesce a staccare più alto dell'avversario. Pallone che passa per il Checco dello Scapicollo, siamo già dall'altra parte con il numero 9 che si allarga, vuole andare sul fondo, in mezzo c'è Valentini, eccolo servito, Valentini va con il destro, Albanesi mura la conclusione del numero 8, pallone che termina in rimessa laterale. Cortese, D'Ambrosio si fa vedere, eccolo che riceve puntuale la sfera. Centralmente Di Palma prova a girarsi, Valentini gioca bene tutto di prima, adesso il Checco dello Scapicollo con D'Ambrosio che preferisce andare dietro da Cortese. Moretti capisce tutto, poi Eusepi può far ripartire i suoi, va alla conclusione con il sinistro, ancora murata tra i piedi di Palma. Albanesi esce in pressing, se la cava bene il Checco dello Scapicollo, pallone ancora per il Football 8 Roma Nord che può andare alla conclusione, facile però in presa Clementi. D'Ambrosio non filtra il pallone da parte di Krasimir, ha cercato ancora di servire D'Ambrosio, poi prova a girarsi Moretti allargando sulla corsia di destra, corsia da dove spinge di più il Football 8, pallone in mezzo, Moretti stacca di testa, non trova ancora lo specchio, ma è partita bene la formazione di Bonfiglio in questi primi 10 minuti di gara. Sta provando a fare la partita mentre il Checco dello Scapicollo aspetta e riparte veloce in contropiede. Cortese. Ancora Cortese. Valentini. Cortese.
largo sulla corsia di destra, D'Ambrosio viene a prendersi il pallone sulla linea difensiva, poi scarica per Valentini, superiorità numerica, Valentini se ne va con il destro, prova la conclusione, la mette lì sotto l'angolino, grande azione a liberarsi con il tacco e gran destro del numero 8 del Checco dello Scapicollo. Checco dello Scapicollo che quindi si porta in vantaggio qui al Circolo Sportivo Stella Azzurra all'11° minuto di gioco, con Valentini che si è liberato del diretto avversario con il sinistro, poi ha calciato perfettamente con il destro sotto l'incrocio dei pali. Eusepi temporeggia, poi si va direttamente centrale da Moretti, recupera la sfera il Checco dello Scapicollo in copertura, il terzino sinistro rifà suo il possesso del pallone, poi anticipato Eusepi, ancora il numero 8 con il pallone tra gli scarpini, Moretti prova a girarsi contro Cortese, gioco di suola, poi lascia lì per Eusepi che va centralmente, conclusione con il mancino che entra in rete, gran gol quello del numero 11 della formazione di Bonfiglio, Simone Tortosa, che riporta i suoi in parità. È arrivato dopo 40 secondi il pareggio del Football 8 Roma Nord, che ha rimesso la partita in carreggiata. Gran sinistro di prima intenzione di collo pieno del numero 11 Tortosa Simone, che questa sera gioca da esterno alto di sinistra. Tortosa rinviene sul pallone in copertura, il pallone ha superato la linea del rettangolo di gioco, si può proseguire quindi con la rimessa laterale in favore del Football 8 Roma Nord, mentre Eusepi è andato a fare il centrocampista di sinistra, Albanesi si è spostato qui largo a destra sotto la nostra postazione, proprio Albanesi che sbaglia questa volta l'appoggio, regalando il pallone a Krassimir. Poi non si intendono i due compagni. Moretti contro Cortese, prova a girarsi, raddoppiato addirittura Moretti, resta in possesso della sfera, poi Eusepi ha spazio per calciare con il sinistro, pallone che resta lì per Moretti, intervento straordinario dell'estremo difensore. D'Ambrosio, Cortese, Valentini, l'autore del gol, approfitta dello scivolone di Tortosa, porta a spasso il pallone, poi D'Ambrosio, ancora Valentini, D'Ambrosio di prima intenzione a cercare Krassimir che aveva fatto il movimento al contrario, c'era Di Palma in agguato che però non riesce ad arrivare sulla sfera. Albanesi, pressato, deve scaricare dietro, lo fa bene con qualche rischio, allontana il pallone il Football 8 Roma Nord, pallone per Valentini che prova a girare per Krassimir con l'esterno destro, non riesce a mettere il pallone in rete. Eusepi, Albanesi, Tortosa, ancora Tortosa, largo sulla sinistra, sbaglia l'appoggio per Eusepi, fa ripartire il Checco dello Scapicollo, sempre con Valentini che però si ferma, gli strappa la sfera con la maglia numero 2 Forconi. Tortosa, centralmente, da Albanesi, che ha spazio, va con il sinistro Albanesi, il pallone accarezza il palo. Valentini, D'Ambrosio, pressato da Eusepi che gli strappa via la sfera, poi Moretti con il destro non riesce a centrare la porta. Ha provato con l'esterno destro, con la maglia numero 9, il centro avanti del Football 8 Roma Nord, non ha trovato la porta. Non si è dovuto ancora impegnare con la maglia numero 1 Clementi, estremo difensore del Checco dello Scapicollo in questa occasione. Ha potuto soltanto guardare il pallone che terminasse largo alla sua sinistra e non di molto. Cortese con la testa, serve però Eusepi che cambia gioco, lo fa male. Tortosa si trovava 2 metri avanti al pallone. Di Palma, Krassimir, poi ancora Di Palma, chiude tutto il difensore centrale
del Football 8 che prova a cambiare gioco, lo fa con un po' di fortuna per Moretti che va in verticale, recupera subito la sfera, però il Football 8 che vuole mettere pressione agli avversari lo fa con Albanesi che ha spazio, va Albanesi, Clementi. Cortese prova a cambiare gioco, non può arrivarci il numero 4 visto il terreno di gioco scivoloso, quindi rimane Forconi in zona d'attacco, si appresta a battere la rimessa con le mani, va fuori direttamente da Eusepi con il numero 8, gioca centralmente come siamo già abituati a vedere. Albanesi, Tortosa, se ne va servendo Moretti, il pallone è uscito interamente dal rettangolo di gioco, si può proseguire quindi con il Checco dello Scapicollo in possesso della sfera. Checco dello Scapicollo con 104 reti è il miglior attacco di questa Serie A, ma con 56 reti è la quarta difesa di questo girone. Lorenzo Albanesi recupera la sfera, va a puntare D'Ambrosio, poi Eusepi con spazio a centrocampo, Tortosa, ancora Albanesi, gioca bene la Roma che mette il pallone dentro, fuori misura il cross di Albanesi, si perde direttamente sul fondo, può andare Clementi con le mani al rinvio. Natalucci, Albanesi, Tortosa chiama la palla centralmente, la riceve Eusepi, Albanesi si è spostato largo a sinistra mentre Tortosa è venuto a fare il centrale, conclusione provata dalla lunghissima, pallone che si infrange sul palo, fallo colpito dal numero 15 Natalucci. Rimessa Checco che è chiusa nella sua metà campo in questa metà frazione di primo tempo. Adesso prova a uscire largo a destra, centralmente D'Ambrosio riceve il pallone, poi prova a servire Krasimir, gli strappa via la sfera il terzino destro, Tortosa servito da Eusepi, ancora Tortosa chiama il pallone Natalucci, si ricomincia però tutto quanto da dietro con il Football 8 che va al rilancio lungo, Moretti ha tagliato davanti a Clementi che non si è fatto sorprendere, presa facile per l'estremo difensore che va direttamente da D'Ambrosio provando a accelerare i tempi, sulla corsia di sinistra spazio, pallone in verticale per Valentini, l'autore del gol del vantaggio del Checco dello Scapiolo che conquista soltanto la rimessa laterale, eccolo proprio Valentini a fare sportellate nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Preferisce ricominciare tutto quanto da dietro, poi Albanesi capisce tutto, può guidare il contropiede, va Albanesi, al centro c'è Eusepi, Albanesi vuole andare da solo, il pallone viene lasciato lì per Eusepi che prova la conclusione, Murato, si rimane comunque in zona d'attacco, Natalucci, serve Tortosa sulla corsia di sinistra, mette il pallone al centro, non ci arriva Eusepi, può guidare la transizione Valentini, ancora Valentini in mezzo per Krasimir che sbaglia con la punta, un tiro che poteva essere pericoloso. Ottima occasione per il Checco dello Scapicollo quando c'è il primo time out chiamato dalla formazione di Bonfiglio. Squadre nuovamente sul terreno di gara, si può riprendere dopo il primo time out quando mancano 6 minuti al termine della prima frazione di gara, risultato fermo sul 1-1, è andato in vantaggio il Checco dello Scapicollo, ha accorciato le distanze il Football 8 Roma Nord riportando tutto in parità. Moretti stacca di testa, Krasimir alla meglio sull'avversario che commette fallo, calcio di punizione. D'Ambrosio si sistema il pallone, ha un buon destro, può provare addirittura il tiro in porta, anzi sicuramente cercherà di tirare verso lo specchio di D'Angelo. Due uomini in barriera, parte D'Ambrosio, va con il destro deviato, facile per D'Angelo. Albanesi, Tortosa, non riesce Albanesi a far filtrare il pallone,
e Moretti indica al compagno che doveva dare la sfera per vie centrali, pallone battuto sulla corsia di sinistra, Valentini mette giù con il petto, poi va centralmente da Di Palma che si fa sottrarre la sfera da Albanesi. Rimessa laterale sotto la nostra postazione con il Checco dello Scapicollo che si fa vedere avanti, conquista la rimessa laterale nello stesso lato di campo, qualche metro più avanti. Si allaccia alle scarpe Di Palma. Che in questa stagione ha siglato ben 8 reti. Pallone vivo per D'Ambrosio. Ancora a cercare Valentini, dentro per Krasimir, bravo. Con i piedi D'Angelo, salva il risultato. Eusepi, Moretti, può far correre Tortosa che se ne va con il sinistro, ancora Tortosa, doppietta del numero 11 che porta in vantaggio il Football 8 Roma Nord. Bravi! Gol importantissimo a 3 minuti dal termine della prima frazione di gara. Il Football 8 ribalta il risultato qui al Circolo Sportivo Stella Azzurra, sempre con Tortosa che con il mancino è riuscito a infilare il pallone in diagonale. Cortese, scarico sulla destra per Di Palma che mette giù per Krasimir, arriva invece sul pallone Valentini che lascia ancora per Krasimir sulla corsia di sinistra, combatte, messo giù il pallone. Finisce al Football 8 Roma Nord. Il direttore di gara non ha fermato il gioco, anzi sì, perché il fallo è stato commesso dal numero 9 con la maglia bianca ai danni di Camilli che andrà al calcio di punizione. Va lui proprio a allargare sulla sinistra per Moretti, controllo difficile, il pallone scivola in out. In incontro D'Ambrosio, si va invece da Valentini. Uno dei migliori del Checco dello Scapicollo in questi primi 22 minuti e 30 secondi di gioco. È proprio Valentini che ha portato in vantaggio la formazione che si trova al quarto posto in classifica. Se ne va Valentini, va con il sinistro, D'Angelo si distende, manda in rimessa laterale. Cortese, D'Ambrosio, ancora Cortese, Di Palma lì vicino, D'Ambrosio riceve la sfera, Valentini ha spazio il numero 8, ha un buon tiro, poi va da D'Ambrosio che finta la conclusione con il destro, ancora Valentini sulla sinistra, sovrapposizione premiata del compagno che va all'1 contro 1 sul fondo, vince un rimpallo, serve ancora D'Ambrosio, Albanesi non gli concede il destro. Molto intelligentemente, pallone che resta vivo però per il Checco, centralmente cercato Krasimir, D'Angelo interviene e manda Moretti, stacco con la testa di Moretti, pallone che resta lì, stava per diventare pericoloso, riesce comunque in qualche modo Clementi a farla sua e a far ripartire i suoi con D'Ambrosio a centrocampo toccato. Non perde la sfera, Cortese, pressato da Moretti che gli sporca il pallone, Eusepi, Moretti, ancora dentro da Eusepi, pallone che sfila per Albanesi, miracolo di Clementi e pallone che si stampa sulla traversa. Grandissima parata di Clementi che ha risposto al suo collega D'Angelo, poi pallone in mezzo di Albanesi, deviazione di Cortese nella propria porta. Football 8 Roma Nord che passa a condurre per 3-1 al Circolo Sportivo Stella Azzurra in chiusura del primo tempo. Boffo, vai! 40 secondi dal termine del primo tempo, Football 8 Roma Nord che trova il doppio vantaggio, 3-1, sfortunato qui il numero 5 Cortese del Checco dello Scapicollo. Poi Eusepi non riesce a controllare, vuole spingere adesso il Checco dello Scapicollo che non
vuole perdere per onorare questa sfida contro il Footballite Roma Nord. Fallo commesso, Cortese può riprendere il gioco direttamente all'indietro. D'Ambrosio contro Albanesi. Di Palma, ancora Di Palma, 1-2 che si chiude con il numero 11. Taglio sulla sinistra, non servito Michetti, viene servito adesso, ottima chiusura, pallone che resta però in possesso di Valentini, che si libera del difensore con il tacco, mette un buon pallone al centro, interessante, esce D'Angelo in presa sicura. Ottima prestazione anche dell'estremo difensore per il Footballite. Moretti prova ad andarsene, sfila il pallone, finisce giù, calcio di punizione. Proprio Moretti vuole andare alla conclusione quando siamo già in pieno recupero. 2 uomini in barriera per Clementi, anzi 3 uomini in barriera per l'estremo difensore del Checco dello Scapicollo. Va Moretti con il destro, si infrange sulla barriera. Possesso ancora Footballite. Appoggio un po' rischioso, riesce a cavarsela in qualche modo Natalucci, che poi perde la sfera regalandola a Krassimir, va con il destro. In calcio d'angolo, ancora D'Angelo. Bravo portieri! Calcio d'angolo, Checco dello Scapicollo, 2 uomini all'interno dell'area di rigore, fuori Cortese con il sinistro, per il destro di D'Ambrosio, Murato, poi ancora Cortese, finta il tiro, allarga sulla sinistra, non c'è più tempo, duplice fischio, si chiude il primo tempo di questa 30ª giornata di regular season. Footballite Roma Nord che conduce per 3-1. Si riprende la gara con il risultato di 3-1 per il Footballite Roma Nord qui al Circolo Sportivo Stella Azzurra, una vittoria che consentirebbe alla formazione di Bonfiglio di andare a affrontare i play-out e rimanere in questa massima serie della Lega Calcio 8 anche nel prossimo anno. Albanesi centralmente, il pallone per il numero 4, Neo entrato in campo che scarica e lascia lì la sfera, conclusione provata, pallone che resta lì, facile per Clementi. Bravo! Si trattava del numero 10 Vittorini, appena entrato sul terreno di gara. E con il 4 Martino che ha preso il posto di Tortosa qui sulla corsia di sinistra, ovviamente formazioni che attaccano a parti invertite. Footballite da destra verso sinistra, Checco dello Scapicollo con la divisa bianca da sinistra verso destra, D'Ambrosio all'altezza del dischetto di centrocampo, pallone centrale tra le linee a spazio di Palma, finisce giù, il direttore di gara fa proseguire Vittorini contro D'Ambrosio, 2 numero 10, allarga sulla destra il numero 10 Vittorini, pallone che non passa per l'esterno di sinistra, poi Albanesi strappa correttamente la sfera servendo Vittorini, si va in vie centrali, Di Palma capisce tutto e restituisce il pallone alla propria formazione, proprio Di Palma, chiuso ancora da un intervento in fase difensiva di Albanesi che sta giocando una buona partita. Conclusione dalla distanza, facile questa volta per D'Angelo. Albanesi allarga sulla corsia di destra, riesce a uscire bene il Footballite dal pressing del Checco dello Scapicollo, poi Albanesi chiama il pallone centralmente, arriva al numero 3, prova a girarsi Vittorini, gli strappa la sfera D'Ambrosio in copertura, poi ancora Albanesi va a dare fastidio. Buono! C'è un rimpallo. Ottimo! Uno sguardo al centro, non vuole crossare, allarga direttamente dalle parti del numero 15 Natalucci che ha spazio sulla sinistra, Albanesi può andare al cross, tentenna, poi prova a servire Vittorini in posizione arretrata, il passaggio però è troppo in avanti per il numero 10. Natalucci, Dai! Martino, conclusione di Martino.
che può essere pericolosa viste le condizioni del terreno di gioco. Ha smesso di piovere poco prima del fischio d'inizio, quindi i tiri davanti al portiere possono diventare fatali. Adesso il Checco prova ad allargare, mette il pallone da Ambrosio giù, poi Albanesi commette il fallo per gamba tesa. Di Palma e D'Ambrosio sul pallone, 3 uomini in barriera per D'Angelo. Punizione interessante per il Checco dello Scapicollo che può accorciare le distanze. Di Palma con il sinistro, D'Ambrosio con il destro. 3 uomini in barriera, tocco di Palma per D'Ambrosio, è uno schema sfruttato malissimo, regalando il pallone a Eusepi, poi Albanesi. Va al lancio lungo. Ottima occasione per il Checco dello Scapicollo, sciupata però da parte del numero 10 D'Ambrosio, che riceve il pallone dopo aver effettuato la rimessa laterale. Va direttamente in zona d'Angelo, che salta più in alto di tutti, sfera salda tra i suoi guanti. Non riesce sul pallone a arrivare Luca Martino. Rimessa laterale Checco. Albanesi ancora in copertura centralmente. Vittorini lotta con l'avversario, non c'è fallo per il direttore di gara, può proseguire Vittorini, vuole fare tutto da solo il numero 10, alla fine scarica dietro e recupera però in un secondo momento il pallone, allargando per il compagno. Ancora dentro da Vittorini, non riesce a portarsi avanti la sfera con il destro e perde l'attimo. Cuozzo. Football8 che non vuole aumentare il ritmo del pressing, aspetta gli avversari nella propria metà campo, soltanto Vittorini oltre la linea della mediana. Krasimir prova a girarsi in mezzo a due, toccato duramente, calcio di punizione. Due uomini in barriera per D'Angelo, va con il destro D'Ambrosio, pallone che si infrange ancora sulla barriera, poi può ripartire Vittorini in contropiede, fermato da Cuozzo in tackle. Albanesi recupera il suo pallone, ottima prestazione da parte del centrocampista con la maglia numero 6 Lorenzo Albanesi. Poi preso in controtempo Natalucci, pallone regalato praticamente a Di Palma. D'Ambrosio, Krasimir, ancora D'Ambrosio. Vuole far piazzare i suoi, prova a liberarsi di Albanesi, lo fa in un primo momento, poi cerca di servire Krasimir. Albanesi salta, gamba tesa da parte di D'Ambrosio. Eusepi, Albanesi se la cava in mezzo a Di Palma, ricomincia tutto quanto da dietro. Lancio lungo sulla corsia di sinistra, mette giù con il petto Martino, poi Valentini al limite dell'area, viene toccato da dietro. Calcio di punizione da ottima posizione per il Football8.
Eusepi, Vittorini e Natalucci. 4 uomini in barriera per Clementi. Natalucci sta per toccare il pallone, a servire il capitano. Eccolo Eusepi, conclusione che rimane lì sotto la barriera. Non riesce a passare il destro del numero 8, Eusepi, che quest'anno è il secondo miglior marcatore della formazione di Bonfiglio con 12 reti. In prima posizione Moretti con 21, mentre il Checco dello Scapicollo risponde con le 17 reti di Simonetta, assente questa sera. Parroni 12 reti, assente questa sera. Spaziani 11 reti, assenti questa sera. Gaeta 10 reti, anche lui assente. Di Palma invece con 8 reti sta giocando con la maglia numero 11 e Marramao con 7 reti, anche lui assente questa sera al Circolo Sportivo Stella Azzurra. Formazione dimezzata del Checco dello Scapicollo, che ovviamente in questa sfida non si sta giocando nulla, data la sua ormai certa quarta posizione in classifica. Prova a passare sulla corsia di sinistra il terzino, non riesce però a saltare il secondo avversario. Poi Capitan Cuozzo mette giù il pallone con l'esterno destro, aspetta un movimento dei suoi che non arriva, quindi preferisce andare al lancio lungo in direzione degli attaccanti. Con la maglia numero 4 si è spostato a fare il centrale d'attacco Michetti. Cuozzo va ancora a cercare Michetti. Bravo! Moretti perde l'attimo, poi Albanesi, ancora lui, ritorna sul pallone. Eusepi, Martino, Moretti, Albanesi, chiama il pallone largo sulla sinistra, Natalucci, Eusepi, Vai! deve ricominciare da dietro, pressato da 2 avversari. Si va direttamente da Natalucci, poi Albanesi che si è spostato a fare il terzino di destra. Conclusione dalla distanza che rimbalza davanti a Clementi. Troppo facile per l'estremo difensore il tiro del numero 4 Martino. Di Palma, D'Ambrosio. A spazio D'Ambrosio, Krassimir. Intervento in copertura da parte del numero 13. Cuozzo. 14 minuti al termine della gara, 3-1 Footballate Roma Nord, con D'Ambrosio in possesso del pallone, fronteggia Albanesi, non trova spazi, ricomincia tutto dal numero 2 Terribili, poi Cuozzo, largo a sinistra, pallone che non è terminato, fuori dal campo. Albanesi se ne va bene con un dribbling all'avversario. Ancora Albanesi, sbagliato l'appoggio, può ripartire il Checco dello Scapicollo con Di Palma che va con il destro. D'Angelo in calcio d'angolo, ancora lui. Calcio d'angolo battuto corto per Cuozzo che però viene pressato. Albanesi riesce a sfilare via il pallone guidando la transizione dei suoi. Poi largo, Moretti riceve il pallone con il destro. Ha avuto l'occasione per chiudere la partita. Il numero 10 ha sbagliato con il destro, non ha trovato lo specchio della porta. Krassimir, D'Ambrosio. Pallone che sfila, vie centrali, Krassimir viene chiuso, questa volta da Eusepi. Dai! Martino. Sulla destra si allarga Moretti, mentre dall'altra parte Albanesi che viene appunto servito, vuole accentrarsi con il sinistro, prova la conclusione sull'esterno della rete, ha dato soltanto l'effetto del gol il mancino del numero 6. Cuozzo con troppa calma, Di Palma, Terribili, Cuozzo. Spazi molto chiusi da parte del Footballate Roma Nord che sta gestendo il vantaggio. Dai! Adesso può ripartire
sulla corsia di destra con Albanesi che lascia sfilare il pallone per Eusepi, perde l'attimo Eusepi, poi si allarga sulla sinistra, Natalucci mette giù la sfera con il mancino, centralmente Albanesi, ancora il playmaker Lorenzo Albanesi dà un gran pallone per Martino che calcia con il destro. 4-1 Football8 Roma Nord a 10 minuti dal termine. Checco dello Scapicolo, dopo essere andato in vantaggio nel primo tempo al 9° minuto di gara, si trova adesso sotto con il Football8 Roma Nord per 4-1, partita che ormai sembra chiusa quando mancano 9 minuti al termine. Checco dello Scapicolo che non vuole, sembra non voler accelerare i ritmi, anche essendo sotto di 3 reti qui al Circolo Sportivo Stella Azzurra. Krassimir adesso prova a alzare un altro pallone verso le punte, Albanesi, Natalucci, Eusepi, Albanesi, Natalucci, ancora Eusepi, Natalucci, di prima intenzione, Martino, Eusepi si fa ingannare dallo scivolone del pallone, rimessa laterale, quindi Checco dello Scapicollo, Cuozzo, ancora Cuozzo, dribbling secco su Martino, molto rischioso ma che va a buon fine, sovrapposizione sulla corsia di sinistra, centralmente riceve il pallone Krassimir, chiuso questa volta da Eusepi, il pallone termina alto e c'è il time out chiamato a 9 minuti dal termine. Si può riprendere dopo il time out. Con la classifica aggiornata il Football8 Roma Nord andrebbe a pari punti con lo zio Mauro Maccarese, che se dovesse perdere domani con il De Angelis slitterebbe 12° in classifica, mentre la NS Calcio 8 con 25 punti a questo punto si contende la salvezza soltanto con gli Hammers impegnati contro la formazione di Di Pasquale mercoledì al Circolo Sportivo Ciriaci, mentre la NES Calcio 8 affronterà i secondi in classifica della Golbet. Quindi situazione play-out ancora da delineare nei prossimi 2 giorni. Cambio gioco sulla destra, stacco di testa di Palma contro Natalucci. Krassimir con l'esterno destro prova a servire il pallone all'interno dell'area di rigore, c'è stata una deviazione, quindi ancora Checco dello Scapicollo che prova ad attaccare per le vie centrali del campo, lo fa con il solito D'Ambrosio che serve il compagno per via centrale, poi D'Ambrosio a spazio può provare la conclusione, la effettua, D'Angelo si distende, ancora in maniera facile l'estremo difensore fa suo il pallone. Tortosa rientrato in campo, prova a servire Eusepi con la testa, Di Palma, Krassimir alza la sfera a cercare ancora Di Palma, poi Eusepi, ritmi blandi, si allarga sulla corsia di sinistra, Eusepi, ancora Eusepi, Albanesi, Tortosa, autore dei 2 gol che hanno ribaltato il risultato nella prima frazione di gara, Natalucci, Albanesi, possesso del pallone prolungato da parte della formazione di Bonfiglio, Eusepi, Tortosa, in mezzo a 2 avversari, Tortosa se ne va molto bene, prova a guadagnare la linea di fondo, poi preferisce ricominciare da capo. Natalucci,
Eusepi. Albanesi mette giù il pallone con il petto, converge verso il centro del campo, poi Eusepi, Moretti, triplice fischio del direttore di gara, si chiude l'incontro per 4-1, Football 8 Roma Nord che raggiunge lo zio Mauro Maccarese a San Giovannella a quota 29 punti e si aggiudica quindi la partecipazione ai play-out.